Sopra vediamo un livello particolare chiamato distorsione gruppo. In pratica è un livello contenitore che applica una distorsione vettoriale al gruppo sottostante. È un'operazione non distruttiva, tutti i livelli rimangono intatti, ma la distorsione si applica finché restano dentro e si attiva dal menu vettore distorsione gruppo. E qui troviamo diverse modalità: trama, prospettiva, quadrilatero e altre funzioni di distorsione vettoriale. Cliccando sull'icona del gruppo distorsione vedete che si attiva e mi permette di modificare la deformazione dei livelli sottostanti attraverso queste maniglie. E come vi dicevo è un'operazione non distruttiva, posso trascinare fuori i livelli e tornano alle loro forme originali. Se li rimetto dentro la distorsione viene riapplicata.